Ci sono i primi riscontri e fanno emergere una verità imbarazzante. Presidenti e scrutatori hanno disertato i seggi alle recentissime comunali di Palermo per andare a vedere la partita del Palermo Calcio. Per loro la faccenda però si complica. La Digos sta stilando l'informativa chiesta dal procuratore aggiunto Sergio De Montis. Il successivo passaggio sarà l'iscrizione nel registro degli indagati. Indagati saranno pure coloro che hanno marcato visita adducendo scuse risibili. In realtà in molti si sono tirati indietro anche perché non ne valeva la pena economicamente, tanto lavoro, pochi soldi. Le verifiche incrociate sono ancora in corso, al momento non c'è alcun segnale che indirizzi le indagini verso un contesto di pressioni esterne subite dai presidenti scrutinatori o verso un boicottaggio pianificato. C'era la partita del Palermo, che poi è la spiegazione che è venuta subitamente ai più di fronte a un gesto che dimostra la totale assenza del senso del dovere. Dietro la diserzione di massa dunque non c'è alcun mistero, ma la voglia di assistere al ritorno in Serie B del Palermo nel giorno in cui ha sconfitto il Padova al Barbera. I biglietti dello stadio sono nominativi e quei biglietti sono passati al controllo digitale dei tornelli. Non è stato cambiato il titolare del tagliando, dunque gli scrutinatori incitavano i colori rosanero mentre avrebbero dovuto essere nelle sezioni piombate per colpa loro nel caos.